Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione della notte di infofriulitv.net di questa giornata mercoledì 9 dicembre. In apertura e sarà comunque lo spazio dedicato interamente al maltempo. Comunque in apertura andiamo a fare un po' un bilancio di quello che è stata la giornata che ci ha appena lasciato. Iniziata la conta dei danni in attesa della terza ondata di maltempo prevista per la giornata odierna. A Lignano diverse centinaia di metri cubi di spiaggia divorati dalla furia delle mareggiate tra Riviera, Pineta e Sabbiadoro. Situazione migliore a grado, i principali corsi d'acqua tutti sotto controllo. Situazione critica invece nell'Alto Friuli, in particolare in Carnia. Strade chiuse, per la precisione le seguenti: la strada statale 52 per il Passo Mauria, la strada regionale 355 lato Sappada in località Cima Sappada, la strada regionale 465 dal chilometro 10 progressiva 596 al chilometro 15 progressiva 700, la strada regionale Udine 73 del Lumiei, la strada regionale Udine 76 Varracolana da Sella Nevea a Cave del Predil, la strada regionale Udine 110 del Pramollo, la strada regionale Udine 123 dello Zoncolan e la strada Udine 24 Ligosullo Paolaro. Scuole chiuse nella giornata odierna in tutti i comuni dell'Alto Friuli, da Tarviso a Sappada, in Val Resia, a Tarcento e nelle valli del Natisone, su disposizione del prefetto di Udine Angelo Ciuni. Sta tornando alla normalità la situazione in provincia di Pordenone, nelle zone colpite dal maltempo. Comunque i volontari delle squadre di protezione civile stanno operando per riportare a breve tempo la normalità. Interventi nella giornata di ieri anche a Muggia per il fenomeno dell'acqua alta, ma per fortuna tutto circoscritto. Il vicegovernatore della regione Riccardo Riccardi annuncia che le frazioni di Forni a Voltri, isolate dal maltempo dei giorni scorsi, sono di nuovo raggiungibili attraverso la strada forestale, resa agibile grazie all'intervento dei funzionari della protezione civile, che hanno coordinato le operazioni di sgombero della viabilità alternativa, evidenziando comunque che il percorso è stato sgomberato dalla neve e dagli alberi pericolosi ed è ora percorribile, ma solo da mezzi a 4 ruote motrici, dato che si tratta di una strada forestale con tratti fortemente pendenti e guadi. Veicoli non dotati di trazione integrale rischierebbero infatti di rimanere bloccati. Lo stesso Riccardi ha quindi evidenziato che la nevicata in corso rende la situazione più complessa, ma una volta che la precipitazione si sarà conclusa, il tragitto dovrebbe essere più facile da percorrere. Purtroppo già dalla giornata odierna è previsto un elevato rischio di valanghe che, se si verificassero, potrebbero alla temporanea chiusura della strada per consentire la messa in sicurezza e la rimozione della neve con mezzi specifici. Questo argomento sarà quindi al centro della riunione che si terrà nella tarda mattinata con la Protezione Civile e il sindaco di Forni a Voltri, Sandra Romanin. Il Covid in Friuli Venezia Giulia. Nella giornata dell'8 dicembre sono stati rilevati 658 nuovi contagi, il 10,24% dei 6.427 tamponi eseguiti. Sono inoltre stati registrati 21 decessi, a cui si aggiungono ulteriori 9 morti pregresse inserite oggi al sistema, effettuati al periodo dal 1 al 6 dicembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 36.484, di cui 8.223 a Trieste, 16.148 a Udine, 7.291 a Pordenone, 4.378 a Gorizia.
alle quali si aggiungono 444 da fuori regione. I casi attualmente di infezione risultano essere 15.366, salgono a 64 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre scendono a 658 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.089, con la conseguente suddivisione territoriale: 360 a Trieste, 443 a Udine, 226 a Pordenone e 60 a Gorizia. I totalmente guariti sono 20.029, i clinicamente guariti 489 e le persone in isolamento 14.155. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata odierna. Al mattino ancora precipitazioni diffuse da abbondanti a intense, abbondanti nevicate sulla zona montana oltre gli 800 metri sulle prealpi, 400-600 metri sulla fascia alpina e sulle zone prealpine più interne. La neve potrà arrivare comunque anche a fondovalle. Soffierà ancora bora sostenuta sulla costa, specie al mattino. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime oscilleranno tra i 5 e i 7 gradi, le massime tra gli 8 e i 10, sulla costa le minime tra i 5 e 8 gradi e le massime tra i 9 e i 12 gradi. Per quanto riguarda invece la zona montana, 1 grado di media sui 1000 metri, meno 2 gradi centigradi sui 2000 metri. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.